Migliorano le condizioni del quarantenne trevigiano contagiato dal virus H1N1 durante un viaggio a New York. È quasi sfebbrato e in via di guarigione. Al momento nessuno dei familiari ha manifestato i sintomi della nuova influenza. Non è stato quindi necessario somministrare il farmaco antivirale, l'unico finora efficace contro questo virus. I farmaci non vanno dati in maniera spregiudicata a tutti quanti, sia perché le scorte sono modeste, ma soprattutto perché non dobbiamo indurre delle resistenze a questo farmaco, che è l'unico farmaco veramente attivo per l'influenza, perché tale resistenza scaturisce solo da un uso smodato di questo farmaco. I sanitari tranquillizzano la popolazione. La pandemia di influenza suina finora in Europa si è dimostrata simile per gravità alle normali epidemie influenzali. La differenza il prossimo autunno sarà nella diffusione del virus, che colpirà il 25-30% della popolazione rispetto al 5% dell'influenza tradizionale, ed il vaccino per l'H1N1 sarà disponibile solo quando la campagna vaccinale autunnale sarà già terminata. Si vaccinerà come per ogni anno per l'epidemia invernale, e qui avremo il coinvolgimento dei medici di medicina generale come tutti gli anni, ma in più bisognerà aggiungere la vaccinazione verso questa pandemia. Però il vaccino per questo virus molto probabilmente sarà disponibile o verso la fine dell'inverno o per il mese di gennaio 2010.